Sul sintetico del Pietro Cangemi di Torre Grotta va in scena la 20ª giornata del campionato di prima categoria. Nel girone D i padroni di casa cercano il successo per consolidare la seconda posizione dopo l'1-1 contro il Real Rocchenere. Sul fronte opposto l'avversario di giornata, il Città di Calatabbiano, etnei penultimi in classifica e reduci dal campo interno per 3-0 contro il Realità. La Franco Zagami, formazione del Torre Grotta: Foti, Pergolizzi, Matai, Maccarone, Crucitti, Battaglia, Giordano, Cariolo, Isgro Alessandro, Isgro Antonino, Rodella. Partiamo con il film del primo tempo. Al terzo di gioco il Torre Grotta fa capire subito che partita sarà. Battaglia per Isgro, tentativo di Maccarone che di testa mette alto. Minuto 5, ancora Antonio Isgro a sterzare sulla destra. Il suo tentativo di accelerazione mette dentro qualcosa a metà fra un tiro e un cross, non arriva però alla deviazione il compagno. Minuto 8, La Spina cerca la conclusione, incredibile perché il Città di Calatabbiano alla prima chance fa tremare il Torre Grotta, colpisce il palo. Dall'altra parte Isgro mette dentro il calcio d'angolo e Maccarone di testa fa 1-0 sbloccando il risultato. Arriva nel frattempo all'11° un rosso per la panchina del Città di Calatabbiano, ma al 15° ancora Isgro fa il solco a sinistra, il pallone rimane lì dopo la deviazione del portiere e raddoppio Torre Grotta grazie alla firma di Rotella. 18° ancora il Torre Grotta, il filtrante per Rotella riesce a superare il diretto avversario, mette poi dentro per l'arrivo di Cariolo, fermato il gioco per fallo di Rotella in attacco. Al 22° si rivede in avanti il Città di Calatabbiano con La Spina che serve Scalisi, lascia la conclusione a Licciardello, destro che Foti riesce a parare distendendosi in calcio d'angolo. 24° ancora Antonio Isgro supera il primo avversario, guarda l'inserimento del compagno, il passaggio è poetico per Cariolo, Marando in uscita riesce a deviarla. Minuto 30, arriva il tris del Torre Grotta, palla di Alessandro Isgro, scavalca la difesa per Rotella, tutto fatto con i giri giusti e tris Torre Grotta, gol di Rotella che aumenta le distanze. 34° Cariolo punta l'avversario a sinistra, lo salta di netto, ancora Cariolo atterrato così da un difensore all'ingresso in area e massima punizione. Dal dischetto si presenta Rotella, l'occasione di fare triplette e di fare 4-0, non se la lascia sfuggire ancora una volta. Un acuto del Torre Grotta che chiude il primo tempo avanti di 4 reti sulle Città di Calatabbiano. Formazioni negli spogliatoi, si rientra dentro, durante e fuori Giordano. Minuto 48, il copione non cambia, Battaglia break il possesso avversario, cerca allora l'occasione personale, ancora Battaglia, avanza con il destro, Battaglia lo piazza malissimo oltre l'incrocio. Minuto 52, lungo lancio di Maccarone per Isgro, colpo di tacco per Rotella che va di prima intenzione, tutto bellissimo però è molto alto il tentativo. Minuto 54, si rifà sotto il Torre Grotta, lancio di Isgro per Cariolo che brucia la difesa davanti al portiere con questo lob, con questo elegante pallonetto che vale il 5-0. 55° entra Trimboli, fuori Rotella. 60° entra Aloe, fuori Antonio Isgro. 63° Cariolo si libera bene di un difensore col mancino, mette la sfera all'indietro per Alessandro Isgro che va col sinistro, viene rimpallato, c'è ancora Rando a dire no. Minuto 68, il Torre Grotta chiude ogni discorso e probabilmente oggi non è mai stato aperto. Trama offensiva bellissima che manda al gol il difensore Maccarone, doppietta per lui. Ultima parte di gara per Consolo Coniglio al posto di Alessandro Isgro. Minuto 75, uno dei neoentrati Durante va a lanciare per Aloe che fa l'1 contro 1 con l'avversario, lo salta di netto, per poco non si guadagna un rigore, il portiere va a deviare e Cariolo va a ribadire in rete. 7-0. 80° dentro Cangemi, fuori lo stesso Cariolo. 85° il Torre Grotta serve l'8ª rete di questa giornata, prima il palo colpito da Cangemi, poi Maccarone per Aloe. 8-0. Minuto 90, una chance per il Città di Calatabbiano per trovare quantomeno il gol della bandiera, palla lunga per La Spina che si conferma il più pericoloso degli ospiti, ma Foti vuole il clean sheet. Finisce allora così al Pietro Cangemi di Torre Grotta, netto successo del Torre Grotta sul Città di Calatabbiano, finisce 8-0.